Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati anche per questa domenica con il consueto spazio di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta come tutti ben sanno, la domenica a partire dalle 19 sino alle 21, siamo anche in replica dopo la mezzanotte e siamo anche in onda sul canale 823 della piattaforma Sky. Subito salutiamo il nostro carissimo Carmelo Puglisi in postazione per parlare nella prima parte naturalmente del campionato CND ma anche e soprattutto di eccellenza. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Perfetto. Dobbiamo anche fare un plauso oggi soprattutto alla nostra penaltina che è già in veste quasi prenatalizia perché la trovo vestita di rosso. Bel tempo si spera, dice un proverbio. Ben trovata cara Jenny. Sotto le feste di Natale ho preferito il rosso questa puntata. Benissimo, perfetto, tra l'altro anche il nero ti dona, quindi insomma sei ad hoc per la nostra trasmissione. Tra l'altro adesso dopo questa tua miss sicuramente insomma, i selfie fioccheranno e siamo ben contenti. Sì, siamo comunque. contenti di riceverli. Benissimo, è vestito in maniera assolutamente normale invece Mister Vacca che è un allenatore e quindi ci mancherebbe, non potrebbe giustamente indossare i tuoi stessi abiti. Ciao Fabrizio. Ciao Ettore. Allenatore che si è dimesso in settimana dalla New Team Ragusa, sì. Una battuta veloce, poi approfondiremo chiaramente tutto il discorso inerente alle tue dimissioni. Giovedì per Come mai questa scelta? La scelta è dettata da tante situazioni non positive. Addirittura, quindi c'è una vela piccola polemica che forse magari approfondendo potremmo capire ancora di più. Sì. Benissimo, perfetto. Allora con Fabrizio avremo modo di parlare naturalmente anche e soprattutto del campionato inerente della New Team, cioè il campionato di promozione, però lui essendo un profondo conoscitore del calcio dilettantistico darà anche i suoi pensieri sul campionato di eccellenza. Parliamo invece subito di CND, abbiamo insieme a Jenny il quadro completo con i risultati e poi anche il commento tecnico del nostro carissimo Carmelo. A te. Aversa Normanna, Gragnano 2-2. Cavese Marsala 2-1. Due Torri Città di Scordia 1-0. Gelbison Palmese 1-2. Leonfortese Siracusa 0-1. Noto Agropoli 2-1. Roccella Vibonese 0-2. Sarnese Frattese 0-0. Vigor Lamezia Rende 3-1. Ha riposato il Reggio Calabria. In classifica abbiamo con l'ennesima vittoria la Cavese in testa con 32 punti e a seguire il Siracusa che non molla a 30 punti. Guardiamo la classifica al completo. Cavese 32, Siracusa 30, Frattese 29, Due Torri 26, Vibonese 25, Sarnese 24, Reggio Calabria 23, Palmese 22, Gragnano 21, Leonfortese Aversa Normanna Noto 20, Marsala 19, Rende Acropoli 16, Roccella 15, Gelbison 13, Città di Scordia 11, Vigor Lamezia 7. Ricordiamo che in classifica la Versa Normanna ha 2 punti di penalizzazione, mentre la Vigor Lamezia un solo punto di penalizzazione. E adesso il tabellino del prossimo turno sarà la 17ª giornata, si giocherà domenica prossima, domenica 6 dicembre 2015. Eccola qui la tabellina: Agropoli Gelbison, Città di Scordia Versa Normanna, Frattese Roccella, Gragnano Sarnese, Marsala Vigor Lamezia, Palmese Due Torri, Reggio Calabria Noto, Siracusa Cavese, Vibonese Leonfortese e riposerà il Rende. Allora Carmelo, il Siracusa continua a vincere anche fuori casa, quindi ormai credo che sia una lotta quasi a due, no? Nel senso che la squadra guidata da Sottile e la Cavese dovrebbero essere protagoniste sino alla fine. E nel frattempo vediamo il tonfo ormai quasi definitivo del Città di Scordia. Sappiamo anche che tra l'altro c'è stata insomma settimana molto difficile, una settimana molto difficile, per il i giocatori sono andati via. Ma intanto
Partiamo dalla vetta della classifica, come dicevi tu si consolida il duello fra la Cavese e il Siracusa, la Cavese supera anche a fatica il Marsala di Rosario Pergolizzi, Marsala che si permette anche il lusso di passare in vantaggio al 24esimo del primo tempo con Riccobono, poi i valori vengono fuori ma la Cavese, per avere ragione dei biancazzurri lilibetani, deve faticare parecchio, trova il pareggio già nel primo tempo con il solito bomber Barriale, solo a 3 minuti dalla fine l'esperto centrocampista Di Deo regala la vittoria alla Cavese. Altrettanto soffre il Siracusa a Leonforte, supera per 1-0 la Leonfortese con un gol allo scadere del primo tempo di Catania. Nel secondo tempo la Leonfortese di Mirto ha avuto tantissime occasioni, è stata una giornata difficile, ma sono turni estremamente significativi, perché quando riesci a vincere soffrendo gare complicate significa che sei paradossalmente sulla strada giusta. È stata tutto sommato una domenica positiva anche per le siciliane, perché lo Scordia, come dicevi tu, è vero che la formazione di Natale Serafino ha perso, sta soffrendo, ma comunque oggi è uscita a testa altissima da Piraino, con il Due Torri che vince solo per 1-0 e ha bisogno di un rigore di Pitarresi per conquistare i 3 punti. Due Torri, assoluta rivelazione, comunque a stupire, assoluta rivelazione del campionato, volendo sottolineare anche che sono solamente 6 i punti di differenza che separano il Due Torri di Antonio Venuto dalla vetta. Sognare è lecito, anche perché la prossima trasferta per la formazione perolitana è tutt'altro che proibitiva. Il Due Torri andrà a rendere visita alla Palmese, a Palma Campania, è una partita tutto sommato agevole. Le campane fanno sempre un po' paura. Però è anche vero che il Due Torri sta anche giocando con notevole scioltezza, oggi poteva fare anche qualche gol in più, e oggettivamente la rivelazione del campionato sta andando molto bene. Oggi dobbiamo aprire anche una parentesi per il Noto di Gaspare Cacciola, che vince e convince ne parliamo in casa. Poco del Noto, l'impressione, perché è una squadra che non ha mai avuto il picco, cioè non ha mai avuto la continuità per magari riuscire a tirarsi fuori. Si è stabilizzata a metà classifica, però la vittoria di oggi è estremamente significativa. Sono 3 punti importanti, e vinto per 2-1, lo ricordiamo. Voglio con sapere qualche cosa del Città di Scordia, poi voglio sentire anche Mister Vacca. Lo Scordia ha avuto una settimana difficilissima, vuoi perché la sconfitta della settimana scorsa con il Gelbison ha lasciato il segno, è altamente probabile, anzi per non dire sicuro, lasciamoci sempre un margine, che il mercato di dicembre stravolgerà completamente quello che è l'assetto, quella che è la rosa della formazione del patron Gallo, anche perché patron Gallo che ha fatto una scelta controcorrente, anche ammirevole. Ha tenuto l'allenatore e ha lasciato in genere andare via alcuni giocatori. Quando le cose vanno male nel calcio è prassi, vuoi perché è più comodo, non sempre è più giusto, Ettore, ma è più comodo sollevare dall'incarico l'allenatore, mentre invece Gallo ha scelto la strada inversa, e staremo a vedere. Non è successo questo discorso a Mister Vacca, invece, che probabilmente per scelta è andato via lui. Ecco, in questo caso, nel caso appunto del Città di Scordia, un po' sorprende, no? Come un presidente preferisce, insomma, lasciar andare via alcuni giocatori anche di una certa caratura e tenere un allenatore che attualmente comunque i risultati non gli sono favorevoli. Sì, è sicuramente una scelta difficile, è una scelta sicuramente coraggiosa quella che ha fatto il presidente dello Scordia. Sono in pochi che riescono a farlo, il mio presidente l'ha anche fatta qualche anno fa, la fece con me. Mandò via qualche giocatore e tenne la sua persona. Lo staff tecnico, anche quest'anno ci aveva provato, ma era l'unico a provarci. Ho capito. Il problema, Ettore, bisogna sempre distinguere quando lo si fa perché c'è un'idea di progetto tecnico, oppure se lo si fa per semplice gratitudine. Natale Serafino noi non conosciamo, io mi auguro anche di poter avere, chi lo sa, magari il patron Gallo collegato telefonicamente nelle prossime settimane. Però è anche vero che comunque Natale Serafino, vuoi o non vuoi, è un tecnico che ha segnato la storia dello Scordia, ha portato per la prima volta il club calatino in Serie D, quindi lì, ripeto, bisogna capire, un discorso è il progetto tecnico, un'altra è la gratitudine. È vero. Io penso che sia sicuramente il progetto tecnico, perché la gratitudine, come sappiamo tutti nel calcio c'è poco, ha poco da esistere, quindi un presidente che crede nel progetto tecnico, crede nello staff fino alla fine, qualsiasi sia il risultato anche finale.
Va bene, questo lo scopriremo chiaramente già dalle prossime settimane, poi con l'arrivo anche del mercato di dicembre, come ha detto giustamente Carmelo, cambierà moltissimo, gli equilibri salteranno, perché ci sono gruppi di giocatori che si trasferiscono di squadra in squadra e questa è una cosa che secondo me è pazzesca, però succede. Rischiosa più che altro. Rischiosa. Rischiosa. Ettore, tu lo sai perché sei stato anche in panchina. Cambiare il calcio ha bisogno di tempo, assemblare una squadra È sempre molto difficile. non sempre prendi il blocco a dicembre e risolvi i Bravo. problemi. A dicembre si può prendere qualche puntello così per migliorare la rosa, ma cambiarla completamente è una pazzia. Sono operazioni totale. rischiosissime. Pazzia totale. Va bene, ci dobbiamo fermare con il campionato CND. Mi dirigo verso la scoppiettante, coloratissima Jenny, perché sarà lei a lanciarci il primo stacco pubblicitario. Torniamo tra qualche istante, non cambiate canale, pubblicità. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. Di nuovo con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, dalla CND sino alla prima categoria, con la bellissima finestra sul calcio a 5 e da gennaio grossissime novità che pian pianino scoprirete nel corso di queste settimane di dicembre che ormai è alle porte. Campionato di eccellenza, subito con la nostra Jenny, la nostra rossa Jenny con il girone B, i risultati e poi il commento con il nostro Carmelo Puglisi. 2. Camarat, Folgores, Linunte 0-0. Libertas 2010, Atletico Campofranco 0-3. Mazzara, Castelbuono 1-2. Mussomeli, Dattilo 0-2. Paceco, Raffadali 2-1. Parmonval, Cus Palermo 2-0. San Cataldese, Alba Alcamo 3-2. Vincono tutte e tre le tre squadre di vetta, il Gela Calcio che vince punti in casa contro il Pro Favara, il Mussomeli che addirittura perde in casa con questo gruppo guidato da Forbisano, Dattilo Noir che è veramente la squadra sorpresa, ma soprattutto la San Cataldese continua ancora a vincere in casa, lo ha fatto questa settimana battendo l'Alcamo per 3-2. Guardiamo la classifica. Dattilo Noir 26. San Cataldese 25, Gela 23, Paceco Castelbuono 22, Folgore Selinunte 21, Mazzara 19, Parmonval 18, Mussomeli 15, Atletico Campofranco Alba Alcamo 14, Raffadali Camarat 13, Cus Palermo 11, Libertas 2010 6, Pro Favara 4. E adesso il tabellino del prossimo turno, anche in questa occasione si giocherà questa prima domenica di dicembre, domenica 6 dicembre appunto, 13ª giornata. Questi gli incontri Alba Alcamo Camarat, Cus Palermo Mussomeli, Dattilo Noir Mazzara, Folgore Selinunte Paceco, Castelbuono Gela,
Profavara Atletico Campofranco, Raffadali Parmonval ed infine San Cataldese Libertas 2010. Allora Carmelo, l'ho già detto, le prime 3 squadre in vetta, distanziate tra di loro da pochi punti, hanno vinto tutte e 3, quindi questa è la dimostrazione che secondo me sono queste le 3 squadre che probabilmente si contenderanno la vittoria finale. Io invece penso una cosa diversa, Addirittura. Ettore, che questo invece è stato un turno importante, questa 12ª giornata, perché ha confermato, anche se è ancora in vetta il Dattilo Noir, però secondo me è stata la giornata della San Cataldese. Anche. Oggi la formazione di Rosario Marcenò ha compiuto un'impresa pazzesca. Perdeva 2-0 in casa dall'Alcamo, che dopo i primi 10 minuti con Compagno e Serio aveva già ipotecato la partita. Nella ripresa una rimonta straordinaria con i gol di Di Marco, di Montalbano e di Lunetto. La formazione della San Cataldese stoppa qualunque tentativo di rimonta dell'Alcamo, che tra l'altro il cui cambio in panchina con l'arrivo di Chico già da circa un mese non sta dando gli effetti sperati, mantenendo questo secondo posto, e secondo me ci sono tutti gli estremi per il sorpasso quanto prima ai danni del Dattilo. Per il resto, come hai detto tu, le prime della classe Non sei fanno molto tutto. tifoso del Dattilo? No, No, in nel questo senso momento- che comunque in continua questo- a dire che la San Cataldese è quella che... San Cataldese e Gela, anche il Gela oggi ha sofferto più del dovuto, perché oggi ha sofferto parecchio con l'ultima in classifica con la Pro Favara. Tuttavia bisogna dare merito comunque al Dattilo, che sta comunque difendendo questo suo primato con le unghie e con i denti. Un altro risultato Sì? da sottolineare, Castelbuono? la vittoria del Castelbuono Infatti. a Mazzara, tra l'altro un Mazzara che sta intervenendo sul mercato, ha già preso un difensore importante sì. questa settimana come Genesio, e tra l'altro insomma è destinata comunque a essere protagonista anche nel girone di ritorno. Invece esordio con un pareggio esterno sulla panchina della Folgore per Tarcisio Catanese. Quelli un po' più grandicelli come me ricordano Catanese, calciatore del Parma da qualche anno, è un allenatore che ha girato tante squadre nel girone A di eccellenza. Adesso tenterà di fare l'impresa quest'anno, quantomeno di arrivare ai playoff con la Folgore. Io volevo chiudere questa parentesi del girone A di eccellenza con una curiosità, perché c'è stata una notizia anche estremamente simpatica, estremamente piacevole, infatti, che riguarda il Paceco. Infatti il giovanissimo difensore Davide Abate, classe 98, è stato convocato nella nazionale italiana dei non udenti. È stato convocato praticamente nella nazionale italiana e si appresta ad andare prima ai mondiali e poi alle Olimpiadi. Quindi tra l'altro un ragazzo che ha giocato poco, probabilmente andrà in prestito, andrà a farsi le ossa in promozione, che avrà comunque l'esperienza di vestire una maglia azzurra, che poi la maglia azzurra è sempre la stessa. Una bella storia. Fabrizio, così per parlare e chiudere del girone A, San Cataldese, che Carmelo insomma dai suoi pronostici personali reputa sicuramente la squadra più in forma e più che pronostici, Ettore oggi ha fatto un'impresa straordinaria. Beh certo, perdevo in casa 2-0, vinci 3-2, chiaramente il miracolo lo fai. È sicuramente dimostrazione. Lui non mi sottovaluta un po' il Dattilo Noir, no, nel senso buono comunque. Tu che ne pensi? Allora, io penso che intanto è sicuramente una prova di grande carattere, riuscire a ribaltare un risultato negativo nel primo tempo sotto le 2 reti. È difficile rimontare. E poi c'è la pressione del fatto che giochi in casa, quindi infatti, poi pensi tutto quello che può succedere dopo, no? Il pubblico che... Io più che altro di quelle che stanno lottando per i primi posti, quella che un po' mi ha sorpreso è il Cus Palermo. Ah beh certo, che era partito con altri obiettivi. Aveva raggiunto degli obiettivi. Promozione e anche la Coppa. E la Coppa abbastanza importante, pensavo che fosse una delle... Ma l'eccellenza è eccellenza, eh? Sì. Sottolineiamola questa cosa. Bene, passiamo adesso al girone B, lo facciamo con i risultati insieme alla nostra Jenny. Acireale, Atletico Catania 7-2. Catania San Pio X, Sporting Via Grande 1-1. Città di Rosolini, Milazzo 2-1. Forza Calcio Messina, Giarre 2-4. Igea Virtus, Sicula Leonzio 1-1. Orlandina, Rocca di Caprileone 0-7. Palazzolo, Modica 5-1. Sporting Taormina, Troina 1-1.
In classifica pareggia la Sicula Leonzio, pareggia anche lo Sporting Taormina con il Troina, ne approfitta il Rocca di Caprileone che balza da solo al secondo posto. Guardiamo la classifica. Sicula Leonzio 27, Rocca di Caprileone 26, Igea Virtus Troina 25, Sporting Taormina 23, Palazzolo 22, Acireale 21, Giarre 17, Rosolini Sporting Viagrande 15, Milazzo 12, Catania San Pio X 11, Modica 10, Forza Calcio Messina 8, Orlandina 6, Atletico Catania 2. Certo che in classifica sorprende sempre di più questa Leonzio che anche con 3 punti di penalizzazione continua ad essere squadra leader, meritatamente devo dire, di questo girone B del campionato di eccellenza. Adesso il tabellino del prossimo turno, domenica 6 dicembre 2015, sarà la 13ª giornata, Atletico Catania Palazzolo, Giarre Orlandina, Igea Virtus Città di Rosolini, Modica Milazzo, Rocca di Caprileone Sporting Taormina, Sicula Leonzio Catania San Pio X, Sporting Viagrande Forza Calcio Messina ed infine Troina Acireale. Anche questo sarà un incontro molto importante. A proposito di incontri molto importanti, ce n'è stato uno soprattutto questa domenica, uno scontro al vertice tra lo Sporting Taormina ed il Troina. Guardiamo il servizio di Achille Teghini. Si conclude in parità il match di eccellenza tra Sporting Taormina e Troina, un gol a testa, il Taormina ha sbloccato la situazione su calcio di rigore con Riccardo Ancione e poi nel secondo tempo il pareggio dei rossazzurri con Adeimo. Una partita combattuta fino all'ultimo con le due squadre che hanno cercato di portare a casa i 3 punti, un punto a testa così che muove la classifica e che mantiene le due compagini nella parte alta della classifica. Parte bene subito lo Sporting Taormina, al secondo minuto calcio di punizione, il tiro di Orlando, facile presa per Dia. All'8° minuto calcio d'angolo per il Troina, l'incornata di Scalia, parata facile per Gulisano. Al 24° pasticcio difensivo dello Sporting Taormina che consente ad Adeimo di presentarsi a tu per tu con Gulisano che para. Al 32° arriva il gol del vantaggio per i padroni di casa. Taormina si lancia in un'azione pericolosa, Ancione viene atterrato in area di rigore dal portiere rossazzurro Dia. Della battuta del calcio di rigore si incarica lo stesso Ancione che porta in vantaggio i padroni di casa. Il primo tempo finisce 1-0. Nel secondo tempo il Troina torna in campo con una marcia in più. Al 56° infatti Adeimo si libera in velocità della difesa e si divora il gol del pari. Al 65° arriva il gol del pareggio dei rossazzurri con Adeimo che ribadisce in rete il pallone che aveva colpito il palo durante un'azione convulsa. Al 72° il Taormina si divora il vantaggio, Giannau lo mette in mezzo per Battaglia che tira, ma è di Acce. All'86° Ancione in triangolazione per Battaglia, serve Giannaula che spara però alto. All'88° il Taormina chiude la partita in 10, viene espulso infatti per doppia ammonizione Mannino. Al 93° palle in mezzo per Ancione che colpendo di testa prende il palo. Si chiude così in parità la sfida tra Sporting Taormina e Troina, qui al Bacigalupo. E adesso andiamo a sentire le voci dei protagonisti, di mister Marco Coppa per lo Sporting Taormina e di mister Pagà per quanto riguarda il Troina. Mister, un pareggio che muove la classifica ma c'è tanto rammarico per le occasioni sprecate dal Taormina. Sì, è vero, nel secondo tempo in particolar modo abbiamo avuto l'opportunità più di una volta di fare il 2-1. Abbiamo sbagliato davvero sotto porta ed è un vero peccato. Devo dire che abbiamo giocato contro un'ottima squadra, quindi è stata una bella partita di grande intensità e quindi ti dico, prima della partita il pareggio a noi stava pure bene, anche se affrontiamo tutte le partite per vincerle, poi però se l'analizzo subito così a caldo, quelle 4 occasioni al secondo tempo davanti alla porta non si possono sbagliare. Quindi devo dire soltanto bravi ragazzi, continuamente bravi ragazzi, perché stanno facendo un campionato davvero oltre le aspettative, per cui se poi arriviamo ai playoff sarebbe veramente un sogno, al momento va benissimo così.
Sì, un punto importante in un campo difficile. Non dimentichiamo che il Taormina, se non gli toglievano i 3 punti con la Leonzio, in questo momento si trovava in vetta alla classifica. Quindi venire a giocare qui a viso aperto, cercando di fare la partita, cercando di vincerla, per me è un motivo di orgoglio e devo fare complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una super partita. Beh, come abbiamo potuto ben capire, insomma, lo Sporting Taormina era lì per lì, nel senso che avrebbe potuto chiudere la partita, evidentemente quando è destino è destino. Ai punti sicuramente la formazione di Coppa avrebbe meritato il successo, ma onora un Troina che comunque ha rischiato ma si è difeso comunque con ordine. Assolutamente. Diamo il quadro adesso di questo girone dove la Siculo Leonzio, seppur con 3 punti di penalizzazione, però vincendo anche il recupero di mercoledì con l'Igea Virtus, continua ad essere squadra leader e credo che a questo punto è veramente la squadra da battere. Beh, indubbiamente le 2 partite di cartello era quella che abbiamo visto ora del Bagigalupo di Taormina, ma anche e direi soprattutto quella del Dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto. Igea Virtus e Leonzio hanno pareggiato per 1-1, l'Igea era andato in vantaggio con un gol del suo fantasista di Antonio Isgro, poi è arrivato il pareggio, subito in apertura di ripresa con Mautone, un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti. Era un punto che fondamentalmente sta bene a entrambe, anche se di questa giornata ha approfittato soprattutto il Rocca di Caprileone. Alla grande devo dire. L'avversario era estremamente modesto, un 7-0, anche se l'Orlandina comunque nelle ultime 3 partite aveva fatto 6 punti e quindi restava comunque una squadra da prendere con le molle, anche se la differenza tecnica l'ha fatta da padrona, così come la differenza tecnica l'ha fatta da padrona al Tupparello. Infatti, la Ciriale ha stravinto 7-2 contro l'Atletico Catania di Infantino, troppo differenti i valori in campo. La Ciriale non si sono viste nemmeno le ripercussioni di una settimana per la Ciriale, è difficilissima. Molto difficile, perché, dimissioni di Raciti. Con le dimissioni di Ezio Raciti che poi non sono rientrate perché Raciti è andato in panchina quest'oggi, quindi comunque resta estremamente una situazione particolare, anche molto particolare. Sappiamo già di parecchie situazioni da calciomercato per dicembre. La Ciriale sicuramente sul mercato qualcosa dovrà fare in entrata, bisogna capire perché bisogna capire non tanto cosa farà in entrata il DS Palma, ma quello che avverrà in uscita, se qualcuno dei big lascerà, quindi inizia una settimana intensa di trattativa. Intanto l'Atletico deve rifare la squadra ex novo, quindi lì è un capitolo Sappiamo a parte. Di nomi pazzeschi, sulla Ciriale invece i riflettori devono essere accesi perché chiaramente è sempre una protagonista di questo campionato. Per il resto c'è da sottolineare un'altra di queste protagoniste di questo girone B di eccellenza, è indubbiamente il Palazzolo, 5 reti ieri nell'anticipo contro il Modica. La squadra di Strano, è inanella il quinto risultato utile consecutivo e nella corsa playoff la formazione giallo-verde c'è, mentre non riesce mai a trovare continuità il Modica di Gaetano Lucenti, che alterna ottime prestazioni ad altre performance. A Palazzolo ci può anche stare una sconfitta. Il 5-1 è un po' pesante, soprattutto Ettore, perché da queste parti questa partita è estremamente sentita, viste i tantissimi ex da una parte e dall'altra. Cito solo Filicetti, ma cito anche Calabrese, insomma era una partita sentitissima per via dei tanti ex, soprattutto da una parte. Perdere 5-1 sicuramente è dura. Se la regia cortesemente mi può rimandare la classifica, perché volevo fare una domanda a Fabrizio Vacca, mister dimissionario della New Team Ragusa, posso dirlo, no? Certo. Ci mancherebbe. Siculo Leonzio, 27 punti, squadra straordinaria, continua probabilmente a essere presente anche nel mercato di dicembre, si parla di Fabio Sciacca addirittura, quindi giocatori indubbiamente di caratura importante, ma credo che forse la squadra è già completa perché sta dettando legge, insomma si vede che in campo c'è una certa qualità, una certa organizzazione anche di gioco, quindi Sebi Catania è riuscito a dare un'inquadratura importante. Sì, Catania è un allenatore che da parecchio nel mondo del calcio. Io l'ho incontrato da giocatore in uno spareggio playoff col Gerratana, in un Gerratana Scordia, che fortunatamente non vincemmo ai rigori poi. Quindi è un tecnico sicuramente che sa il fatto suo e magari richiedere appunto un puntello
può essere importante proprio perché è uno che capisce che può mancare qualcosa o per avere un'arma in più in determinate situazioni. Anche se poi deve anche gestire a quel punto uno spogliatoio, no? Perché quando ci sono grossi nomi bisogna fare sempre... Gli equilibri in uno spogliatoio sono fondamentali perché ce li hai e improvvisamente non ce li hai. È vero, e quando non ce li hai sono guai. E quando non ce li hai sono guai. Benissimo, abbiamo chiuso anche quindi la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Salutiamo e congediamo il nostro carissimo Carmelo Puglisi che rivedremo la prossima settimana. Ci vediamo con tra tante 7 giorni. Con tante novità. Per il momento non diciamo nulla. No, perché sarà proprio Però, una sorpresa insomma, per tutti. però siccome noi siamo un cantiere aperto in questo momento, Sì. Ettore, diciamo solo ai nostri telespettatori di prepararsi a tante cose, Certo. perché stiamo lavorando a 360 gradi. Possiamo già dare una data, intanto sicura, certa, quella del 3 gennaio, dove i penalty si allungherà notevolmente, ma vi ripeto, ne parleremo e avremo modo di approfondire il tutto già dalla prossima settimana e dalle prossime settimane che verranno a seguire. Grazie Carmelo. Grazie a te Ettore e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Grazie, di nuovo la bellezza di Jenny che mi Io abbaglia. vorrei dire Dimmi. comunque ai nostri Sì. di non ripetere sempre magari che abbiamo tante sorprese, Sì. è più bello che la sorpresa viene al momento, la vedono e Bene, basta. benissimo, perfetto. Infatti abbiamo messo una fotografia su Facebook, nella pagina di penalty, super cliccata e tutti con la solita domanda, ma che cosa succederà? Succederà. All'improvviso, poi Benissimo. saprete. Allora mi lanci la pubblicità, ricordiamo anche il numero del selfie? Ricordiamo il numero 336 92 07 27. Vi Perfetto. raccomando, restate con noi, torniamo tra pochissimo. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. Amici di Penalty, mi è piaciuto questo spot, parla di caffè, parla di mattina, parla di coffee time, prestissimo ne saprete di più anche e soprattutto su questo canale 11 di Video Mediterraneo, canale 823 di Sky. Salutiamo in postazione Antonio Rapisarda, con lui parleremo di promozione. Ciao Ettore e un saluto fare agli amici questa da... faccia proprio. No, perché oggi... un po' di allegria. No, guarda, oggi è stata una giornata in promozione fantastica, Sei quindi contento, da, dopo il gol dei da risultati? La Nissa ha vinto? Sì, Allora buona sei la 12ª, allora dai. sei contentissimo, che sei un tifoso della Nissa, l'abbiamo Io capito sono un tutti. tifoso del Bercalcio, dai, non mi fare dire queste cose e poi si arrabbiano da casa. Va bene. Allora, salutiamo l'ingresso del nostro nuovo ospite, Simone Pitino della New Pozzallo. Ciao Simone. Figlio d'arte? Sì. Sì, possiamo certo, dire. ci mancherebbe. Chi non conosce Marcello Pitino? E abbiamo sempre il nostro mister Bacca che è rimasto con noi e salutiamo il nostro carissimo Andrea Lovento che ritorna con i suoi commenti Saluto voi sul campionato di e promozione. i nostri amici da casa. Tu sei contento come lui? Sì, anche se se vince la bisogna Nizza? dire, anche se oggi la Nizza non ha giocato benissimo, ma dopo Però ha vinto la 12ª ha partita vinto la di seguito. 12ª. Ed è ormai salita agli albori nazionali perché è l'unica squadra record. in Italia ad aver Record vinto nazionale, Ettore. 12 partite dall'inizio del campionato, quindi è Dall'inizio una cosa del campionato. assolutamente importante. Allora, subito, campionato di promozione, girone A, lo facciamo con i risultati di questa 12ª giornata insieme alla nostra Jenny che non tifa la Nissa. Ares Menfi. Giustamente. Audace Partinico 0-1. Borgata Terrenove, Città di Carini 0-3. Castellammare Pro Villabate 2-0.
Città di Casteldaccia, Cefalù 1-1. Nuova Sancis, Riviera Marmi 1-2. Prizzi, Bolognetta 0-1. Real Finale, Monreale 0-0. È stata una domenica contrassegnata dal big match tra Riviera Marmi e soprattutto Nuova Sancis, e il Riviera Marmi è andata a vincere in campo della Sancis. Sì, esatto Ettore. Ora la classifica, vedremo la classifica. Oggi la Riviera Marmi ha fatto un passo importante, va a +5, tutte le attenzioni erano puntate su questo big match, e ha visto la Nuova Sancis, sappiamo che è una neopromossa, e quindi già essere lì è già tanto. Certo. La Riviera Marmi ha fatto il suo dovere, ha vinto, è ormai diventata una serie pretendente alla promozione. D'altra parte sappiamo categoria superiore. Da dove viene. E quindi è stata una vera e propria battaglia in campo, vinta dalla squadra secondo noi più forte. Meritevole. Bel passo importante che vola a 25 punti in classifica l'Audace Partinico, squadra che non era messa nei conti, era una squadra che doveva essere già là da tanto tempo. Ma il Partinico ha una storia importante nel calcio dilettantistico. Oggi vincendo a Menfi si trovano a pari punti, agganciano proprio la Nuova Sancis, e chissà, ora veramente sono seri pretendenti anche loro per ancora il campionato è lungo, quindi credo che ancora qualcosa possono dirla anche l'Audace Partinico. È una vittoria importante per il Castellammare, e il prossimo match ci sarà la possibilità della Nuova Sancis di poter fare qualcosa proprio nel campo dell'Audace Partinico. Perfetto, abbiamo chiuso dunque il girone A del campionato di promozione, passiamo al girone B, perché poi il girone C e il girone D è ricco di interventi, di immagini e anche un po' di lettere importanti. Toccanti, direi. Lettere toccanti, direi, perché Fabrizio ha scritto delle cose bellissime che io condivido appieno. Allora, girone B del campionato di promozione, a te Jenny. Acquedolcese, Città di Sant'Agata di Militello 3-3. Città di Messina, Sinagra 3-0. Città di Mistretta, Camaro 2-2. Città di San Filippo del Mela, Pistunina 1-0. Merì, Sant'Angiolese 0-2. Messana, L'Iniziativa 0-2. Torregrotta, Ionica 2-1. Ha riposato il Barcellona Pozzo di Gotto. Sant'Agata di Militello che pareggia fuori casa 3-3 e continua ad essere la squadra tranquilla al primo posto. Sì, però c'è da dire che vinceva da 6 giornate consecutive, quindi è stato un pochettino uno stop importante in casa dell'Acquadolcese. Attenzione, è una squadra che ha giocato veramente molto bene, gioca molto bene, è una delle squadre in forma di questo girone B. Bella partita anche dei presenti. Quello che naturalmente dà anche importanza, oltre allo stop, al passo falso del Sant'Agata di Militello, è il Torregrotta. Il Torregrotta che nelle ultime giornate non era proprio in forma, ritorna alla vittoria e lo fa con una squadra anch'essa in forma che è la Ionica. Diciamo che è una vittoria molto importante. 7 punti però di differenza sono tanti. Sì, ora adesso sì, +7 sono tanti. Però diciamo che le avversarie non stanno a dormire. Buona vittoria finalmente del Città di Messina, che anch'essa era in difficoltà, si sta riprendendo, ora di nuovo prepotentemente rientrata in zona playoff. È pareggio pirotecnico, lo diciamo, il Camaro non fa più partite banali. È una partita, sì, è stato un 2-2 scoppiettante nel campo del Mistretta, partita bellissima da vedere e rivedere. È vero. Questo girone di Messina, Fabrizio, e poi passiamo alla pubblicità, è sempre un girone abbastanza particolare, no? Perché tutte le squadre puntano sull'intensità, non c'è un grande tasso tecnico, ma c'è un grande tasso atletico, nel senso che tutte le partite sono delle vere e proprie battaglie, anche spesso e volentieri corrette, in campo. Sì, diciamo che non ci sono delle squadre che hanno un determinato blasone come purtroppo nel nostro girone. Certo. Sono delle squadre che ci sono, sì, è vero. Riescono a, diciamo così, sono piccoli centri, per 2, 3, 4 anni, dopodiché scompaiono. È vero, sono piccoli centri. Ricordo il Messina Sud che aveva fatto una scalata dalla terza alla promozione.
E poi è scomparsa. Poi è scomparsa. E poi è scomparsa. Invece noi non scompariamo perché ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria. Io me ne vado perché sei tu che devi lanciare la pubblicità. Torniamo tra qualche istante, restate con noi, pubblicità. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440.